George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln? Minchia un bec di furlan. Nessuna parentela, clar. Ma se esisti? Minchia parlare di un furlan. No, ne so giù definitivamente fuori chiaf. E vedo domanda pensare che i 4 presidenti d'America in un'altra forma. In una forma ben fissata in talapiera dal Mount Rushmore, in tal sta dal Sud Dakota, in tai Stati Uniti. Mi pensai di che gran scultura di pietra con i 4 musi dei presidenti d'America? Beh non, che scultura? Aven for enchia dall'esperienza di scultore di Luigi Del Bianco, che da Midun è arrivato fino al Monte Rushmore per fare la storia con la storia. Midun, e fate di me di San Midun. Ma Gin, come sempre, per ordine. Al 9 di maggio del 1892 al nas Luigi Del Bianco. E viene in chiesa. È nato sulla nave per tornare in Italia dall'America dopo un tentativo che ha giunto a buon fin dalla sua famiglia di farsi una vita di là da laghe. Che il cane aiuta. Diventa un uomo con grande capacità di intagliare legno, figlio di fuori aiutanti il pari marangon. Così bravo da poter crescere in chiamò. Tanta si via a Vienna per studiare incisione e scultura sulla pietra. E in tu momento, al monta su una nave e da Midun torna a partire per l'America. Il suo primo lavoro vi è una ditta specializzata a fare lapidis. La sua abilità, le sue capacità e le sue potenzialità da lavorare la pietra avvengono subito vedute. Aveva vinto votanti il Furlan Luigi quando è stato presentato al famosissimo scultore americano Gutzon Borglum. Ehi! Gutzon, sai, pari amigos alle Gutzon, va di bene? E al tacca de Vorman a lavorare con mestri. Così Del Bianco acclamava Borglum. E via allora con lavori importanti come il Monument Wars of America in New Jersey o una scultura importantissima in tali Stone Mountains in Georgia. Ma il lavoro più grande che è vendato è quel sul Mount Rushmore, come il chiaf dai scultori. Pensate, Borglum, all'usiel perché Del Bianco ha il miete in circolazione per fare questo lavoro. Miei tempi di 3 uomini americani che erano già qui. Lavorava a 18 metri di altezza, dentro i 6 di legno che venivano su e giù per la monte. Si conta un equilibrio che definirlo ballerino è un eufemismo, e dopo microesplosioni, marchiei pneumaticos. Un lavoro di gran precisione, senza avere strumenti di web per controllare ciò che faceva che il vicino. Dal 1941 al mor il mestri Borglum, ma i lavori avevano indenant perché io seguissi Sophie e Luigi Del Bianco. I 4 musi di Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln e George Washington diventarono così uno dei monumenti più pregiati di tutti gli Stati Uniti. Ma la storia del nostro uomo di Midun non è tanto conosciuta. Di fatto è stato il nevoto, Lu Del Bianco, che facendo ricerche sulla storia del nonno, alla fa venire fuori una storia importantissima. Perché che Luigi Del Bianco ha meritato di essere conosciuto dal Monte Rushmore a Midun e oltre. Mi raccomando adesso con scalpel, iscrivisi e metti un like. Dopo per schermo non siamo responsabili dei danni. Un saluto, ciao ragazzi!